Dottoressa, l'importante momento di oggi ha permesso di coinvolgere diversi player, tutti impegnati però su quello che è il futuro del nostro welfare sociale, che deve essere il più possibile inclusivo e attento ai bisogni di una popolazione che cambia. Sì, è stata una giornata molto importante e interessante proprio per questa modalità trasversale di visionare una parte del progetto. Come anche nelle conclusioni finali è molto importante tutte le esperienze di tutti i partner, perché ormai sempre più si deve lavorare tra partner e per coprogettare e coprogrammare. Abbiamo visto che c'è un cambiamento anche importante sul dare valore a questo tipo di attività e di professione che con un corso così articolato ma anche di facile fruibilità, dà valore a volte ad una professione che è stata probabilmente scelta soprattutto da figure femminili, magari straniere, molto brave nel lavoro di cura, ma poiché le famiglie sono sempre più fragili, c'è bisogno di un modo diverso, anche innovativo, di dare supporto rispetto alla soluzione che abbiamo anche sentito oggi delle residenze per anziani, che sono per la stragrande maggioranza dei casi con persone con un autosufficienza molto importante, spessissimo in condizioni gravissime, ma c'è la possibilità di dare supporto e anche di fornire gli sportelli del sociale, i punti unici di accesso che sono le modalità organizzative che hanno i comuni per la gestione integrata anche dei servizi sociali. Fornire questa opportunità, questi elenchi, queste figure che diventeranno sempre più professionalizzate e che abbiamo sentito che stanno anche avvicinando i giovani. Credo che il ruolo dei comuni all'interno degli ambiti territoriali sociali sarà quello di avere anche una comunicazione positiva e una comunicazione collettiva e collegiale con i diversi soggetti coinvolti. Credo che oggi sia emerso chiaro questo messaggio, per quello pensiamo che sia stato importante questo convegno che ha coinvolto tutti i partner, tutti i players, per poi essere pronti per partire e per coinvolgere, perché c'è anche una convenzione specifica con gli ambiti territoriali sociali di cui abbiamo parlato appunto con ENAIP e che cercheremo di costruire insieme in maniera positiva e propositiva e conforme, che vanno a supporto delle famiglie e delle comunità che sono parte dei nostri comuni. E quindi questo importante momento di riflessione e di formazione permette anche di parlare di sostenibilità, di piano nazionale di ripresa e resilienza, di obiettivi ESG, insomma stiamo parlando di futuro, di sostenibilità e di inclusione, possiamo dire così? Sì, qui siamo soprattutto nell'ambito della sostenibilità sociale e sostenibilità economica, che non è semplicemente un termine, un modo per parlare ai convegni, ma proprio un modo per gestire, per costruire una visione, per costruire progettualità che riguardano le nostre comunità e i nostri comuni. Il PNRR, è importante ricordarlo, per i comuni è una grandissima opportunità, è un grandissimo impegno, è molto importante anche una delle missioni che riguarda proprio il sociale, che è la missione 5, che riguarda anche proprio l'inclusione sociale. L'inclusione è sempre più un'inclusione a largo spettro, ci sono delle azioni specifiche per le gravi marginalità, ma in realtà vediamo che inclusione è mettere insieme tutti i soggetti della nostra comunità, perché abbiamo nuclei sempre più composti da una sola persona e bisogna costruire le relazioni con il resto della società, ma per supportare la vita quotidiana, il lavoro, ma anche la socialità.